Passa tra le proteste dell'opposizione il nuovo regolamento del Consiglio Comunale di Venezia, ma la maggioranza precisa: procederemo più veloci nei lavori. Anziana di 77 anni, strattonata e rapinata la notte scorsa a Venezia. La misericordia, l'aggressore visto dai passanti viene inseguito, bloccato e consegnato alla polizia. Il presepe e il crocifisso nuovamente tra le polemiche e ora intervengono anche i laici del Veneziano che ne chiedono la rimozione da tutte le scuole e se la prendono anche con l'assessore Donazzan. Un uomo di 80 anni di Eraclea salvato dalla meningite con un intervento di cranio plastico operato ad ottobre è stato dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale di Portogruaro. Timbrava il cartellino e si assentava dal lavoro per protesta, ma per i giudici è uno sciopero e non una truffa e viene assolto. Protagonista il 65enne di Portogruaro. Grande attesa per il concertone di Natale che martedì 18 dicembre alle 21:30 vedrà Red Canziana esibirsi a Teatro Malibran di Venezia in un evento a ingresso libero e gratuito. Da domani sera alle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3. Ogni venerdì ripercorreremo i 40 anni della storia della nostra emittente con immagini dal 1978 ad oggi. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito anche dai titoli, passa tra le proteste dell'opposizione il nuovo regolamento del Consiglio Comunale di Venezia. Dopo un'attesa discussione durata diversi mesi, è stato approvato nel pomeriggio il nuovo regolamento del Consiglio Comunale veneziano. Ci siamo dati norme finalmente al passo coi tempi, sostiene la Presidente Ermelinda Damiano, che consentiranno di procedere più velocemente nei lavori. C'è uno snellimento e una velocizzazione dei lavori del Consiglio e anzi assicura che il Consiglio proceda con i propri tempi e ci sono tantissime novità. Le novità come quelle dell'audioregistrazione all'interno delle commissioni è una novità importante che permetterà ai cittadini da casa di seguire e di vedere anche come si svolgono le commissioni per un'assoluta trasparenza che è la linea di questa amministrazione. Dure le reazioni da parte dell'opposizione, per una volta compatta nel giudizio pesantemente negativo sul nuovo regolamento. L'elemento di assurdità totale di questo regolamento è il fatto che il Consiglio, che è uno dei 3 organi della macchina comunale, si stia autoriducendo le prerogative e gli spazi a favore di quella che è una netta invasione di campo da parte del sindaco e della giunta. Tra le novità meno gradite la riduzione dei tempi degli interventi dei consiglieri da 5 a 4 minuti dopo l'iniziale proposta di 3 e la mancata possibilità di replicare agli interventi del sindaco. Lavorando uniti, spiegano dall'opposizione, siamo però riusciti a modificare in positivo alcuni aspetti, eliminando i cosiddetti canguri che avrebbero consentito alla maggioranza di andare subito al voto, saltando a pie pari ogni dibattito. Proprio perché si trattava di salvare tutta una serie di prerogative di democrazia sostanzialmente, l'opposizione si è mossa in maniera assolutamente collettiva. Tra le novità negative, puntano il dito dal PD, anche l'incomprensibile eliminazione della declinazione di genere, un enorme passo indietro rispetto all'impegno per la parità sempre dimostrato da questo comune. I consiglieri si chiameranno tutti il consigliere e non la consigliera, ad esempio, quindi non ci sarà appunto la declinazione di genere, che per noi è una questione non solo di forma ma appunto anche di sostanza. La cronaca stava rientrando nella propria abitazione non distante dalla Misericordia quando una veneziana di 77 anni è stata aggredita alle spalle da un uomo di carnagione chiara con un cappuccio scuro che le ha strappato la borsetta con un violento strattone facendola finire a terra. Il rapinatore, si tratta di un 42enne italiano con numerosi precedenti, è stato però notato e bloccato da alcuni passanti. Quando la volante lagunare è arrivata sul posto, gli agenti hanno preso in consegna il delinquente arrestandolo per rapina aggravata. Ed è sempre più polemica per i crocifissi e simboli religiosi all'interno delle scuole, con i laici italiani che li definiscono emblema di sopraffazione. Se la prendono anche con l'assessore regionale Elena Donazzan, invitandola a non approfittare del suo ruolo pubblico per questioni personali. E la polemica si accende dunque ancora di più. Noi diciamo no al crocifisso negli ambienti pubblici, no al presepe negli ambienti pubblici. Anche i laici del Veneziano contro i crocifissi e tutti i simboli religiosi cristiani nelle scuole, municipi e prefetture, solo per citarne alcuni. Ma non basta, stop anche alle recite natalizie che parlano della natività.
Se vengono cantate nelle scuole pubbliche sì, perché la scuola pubblica è laica. Per i laici italiani vale il detto o tutti o nessuno, pertanto a loro avviso con Gesù deve essere esposto il Messia ebraico insieme a Maometto, Krishna per gli indù e altri simboli religiosi. In ragione di una lunga riflessione della Corte Costituzionale che ritiene sbagliato una interpretazione di laicità come neutralizzante della spiritualità a favore di una laicità aperta a tutte le confessioni su un piano di pari diritti e pari dignità, sulla base di questa riflessione abbiamo chiesto che vengano affissi a tutte le pareti delle aule scolastiche tutti i simboli religiosi. Diversamente il crocifisso va tolto perché simbolo di prevaricazione, dicono. La rimozione dell'unico simbolo religioso, il crocifisso, in quanto emblema di sopraffazione sulle altre confessioni religiose. Atei anche contro l'assessore Elena Donazzan e il bando regionale con cui premia le scuole che realizzano il presepe, invitandola a non approfittare del suo ruolo istituzionale per imporre dei pensieri che sono esclusivamente personali. E adesso la sanità veneta con la nuova riforma e le richieste del sindacato al Consiglio regionale in vista della seduta del prossimo 18 dicembre. Martedì prossimo in Consiglio regionale la discussione per la successiva approvazione del nuovo piano sociosanitario veneto, per il quale, stando al sindacato, servono urgenti e straordinarie migliorie, in mancanza delle quali si andrebbe ad una progressiva riduzione della qualità della stessa sanità veneta. Il grido di dolore per il sindacato comincia dalla necessaria assunzione del personale medico, i cui contratti sono fermi a 15 anni, e del comparto di infermieri, tecnici ed OS, con il contratto rinnovato invece ad aprile scorso. La Regione può battersi, intanto avendo oggi un sottosegretario alla salute che era assessore alla sanità del Veneto fino a poche settimane fa, perché si sblocchino in tutta Italia le assunzioni, quindi anche in Veneto. Sindacato che chiede anche l'abolizione del super ticket e risorse aggiuntive regionali che permettano con le assunzioni pure una riduzione delle liste d'attesa, specie quelle previste per gli anziani, spesso costretti e impossibilitati ad andare da Mestre al Civile o peggio a Cassavio. Noi abbiamo le pensioni, no, nei cittadini veneti che sono, per quanto riguarda gli uomini, attorno ai 1.200 euro, per quanto riguarda le donne 650 euro. Quindi dovete immaginare come una persona anziana aumentano i bisogni di cura, pensiamo ai farmaci, come possa accedere, no, regolarmente alle cure se non c'è un intervento pubblico che possa prendersi in carico queste persone. E a proposito di sanità, con un intervento chirurgico svolto in genere in ospedali più grandi e attrezzati, il personale della otorinolaringoiatria di Portogruaro ha salvato la vita ad un 80enne di Eraclea colpito da meningite. Il fatto risale allo scorso ottobre, quando l'uomo era giunto in ospedale in gravi condizioni. La sua meningite batterica, infatti, era stata originata da un'infezione all'orecchio che aveva creato un foro verso l'interno del cranio. Con un intervento di cranioplastica la grave infezione è stata risolta, salvando la vita all'80enne che dopo un periodo di degenza è stato dimesso in queste ore, tornando a casa dalla famiglia. Ancora cronaca, timbrava il cartellino e usciva per protesta. I giudici lo assolvono perché ritengono il suo operato non una truffa ma uno sciopero. Protagonista della vicenda un 65enne addetto al museo di Portogruaro. Arrivava al lavoro, timbrava e se ne andava in giro, risultando invece al posto di lavoro. Quindi nel tardo pomeriggio ripassava il cartellino nel beige per l'uscita e rientrava pacificamente a casa. Così per 14 giorni, tra l'agosto e il novembre del 2006, per protestare contro il demansionamento subito l'anno prima, da vigilante a personale di accoglienza del Museo Concordiense. Protagonista della vicenda un 65enne di Portogruaro, già consigliere comunale a Montebelluno nel Trevigiano e ora dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali. In prima istanza accusato di truffa, ma secondo la Corte d'Appello di Venezia il danno non sussiste e così ieri lo ha assolto, ribaltando il verdetto del Tribunale di Venezia e la condanna a 7 mesi 10 giorni di cella, più 350 euro di multa deciso un anno fa.
Il motivo? Quel comportamento era stato dallo stesso annunciato e in largo anticipo come forma di protesta, e la lettera, pure protocollata, aveva dato la possibilità a tutti di organizzarsi sul lavoro per tempo e di lavorare come se lui fosse in ferie. I giudici quindi gli hanno dato ragione in quanto, informando in anticipo i propri intenti, non solo non ha ingannato nessuno, ma ha messo al corrente anche lo stesso datore di lavoro. Malore all'Eris Bar di Venezia, una signora è stata salvata da un medico che si trovava lì in quel momento. Se l'è vista brutta una turista giapponese di 30 anni colta da un malore mentre si trovava all'Harris Bar. È crollata a terra. Accanto a lei in quel momento c'era anche il dottor Fabio Toffoletto, primario di anestesia e rianimazione dell'ULSS 4, che non ha esitato a intervenire, salvandole la vita. È successo quello che aveva fatto probabilmente una qualsiasi altra persona, e una signora che era accanto a me in questo locale si è sentita male ed è crollata a terra, e ho prestato ovviamente i primi soccorsi. Fortunatamente era qualcosa di assolutamente non grave, e con le prime manovre, aiutando un po' la signora e chiedendo anche come stava eccetera, il tutto si è risolto fortunatamente per la signora nel giro di pochissimo. Quindi la signora poi ha potuto continuare ad alzarsi, non è stato necessario chiamare il numero dell'emergenza, che è il 118. Toffoletto si è prima accertato la presenza della frequenza cardiaca, quindi ha avviato le manovre di rianimazione e utilizzato del ghiaccio. La turista si è ripresa in breve. Secondo il primario potrebbe essersi trattato di un attacco vagale provocato da una riduzione del flusso del sangue al cervello, a causa di un forte stress unito probabilmente ad uno sbalzo termico tra l'esterno e l'interno del locale. E adesso parliamo un po' di noi, perché tra 5 giorni Antenna 3 taglia il traguardo dei 40 anni di trasmissioni, e da domani in prima serata inizia un programma con le immagini dei nostri archivi. Antenna 3, una storia di tutti e tutti in una storia dal suono inconfondibile. Una sigla che rappresenta un'epoca. 40 anni sono passati da quando il 18 dicembre 1978 veniva acceso il primo trasmettitore di Antenna 3. 8 lustri che sono rimasti non solo nei ricordi dei trevigiani e dei veneti, ma anche nelle immagini dei nostri archivi. Un piccolo grande tesoro che Antenna 3 da domani sera riproporrà in un ciclo di trasmissioni dal titolo significativo: 40, una storia di tutti, tutti in una storia. Perché Antenna 3, il suo telegiornale, è un po' di tutti voi che lo seguite fedelmente oramai da generazioni, in un vero e proprio rito che si rinnova ogni giorno all'ora di pranzo e poi immancabile alle 7:30 di sera. Così, accompagnati dai volti noti e dai protagonisti di quei servizi, commenteremo le immagini con luoghi, persone e storie oggi scomparsi o profondamente cambiati. Ma non vuole essere l'autocelebrazione per un traguardo raggiunto, piuttosto lo spunto per rivedere quel passato e per giudicare il presente, e soprattutto per le giovani generazioni progettare il futuro. Perché la grande storia non dà spazio ai piccoli aneddoti che alla fine pur la compongono, e conoscere un po' più a fondo da dove veniamo sicuramente aiuterà nelle scelte i decisori di domani. E allora appuntamento da domani, ogni venerdì alle 21:15 su Antenna 3, perché nella nostra storia sicuramente ci siete anche voi. Adesso pochi istanti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Rieccoci in diretta con la grande musica che va a braccetto con la solidarietà nel concerto natalizio offerto dall'amministrazione comunale ai veneziani. And so this is Christmas. Sarà uno spettacolo di canzoni italiane e non solo, con musica, orchestra, filmati e un coro d'eccezione. C'è grande attesa per il concertone di Natale che martedì 18 dicembre alle 21:30 vedrà Red Canziane esibirsi al Teatro Malibran di Venezia in un evento a ingresso libero e gratuito.
Cominciamo con una suite musicale dedicata alla musica che ha attraversato la mia vita, le canzoni di Natale, solo l'orchestra, poi entro io cantando And So This Is Christmas con un coro di 13 bambini con me, dopodiché canterò le canzoni dei Beatles, canterò anche le canzoni dei Puma, canterò anche Gino Paoli, canteremo Luigi Tenco, canteremo Frank Sinatra, canteremo le grandi canzoni che hanno tracciato la nostra vita e poi canteremo anche I Dreaming on a White Christmas. Un appuntamento all'insegna della musica e della solidarietà, visto che l'intero ricavato delle offerte volontarie di quanti parteciperanno alla serata sarà devoluto alla Fondazione La Città della Speranza, che si occupa di malattie oncologiche infantili. Tutti i costi del concerto, che vedrà sul palco del Malibran 30 professionisti tra orchestra, coro e cantanti, saranno ammortizzati dagli sponsor, in modo che l'intero ricavato possa essere devoluto alla fondazione, i cui 300 ricercatori si occupano dello studio di patologie infantili e di protocolli di cura. Natale è perfetto per fare un concerto come questo, che è dedicato a chi è meno fortunato di noi, a raccogliere dei fondi per un centro come la Città della Speranza, che è un centro di ricerca straordinario a livello nazionale, non è più una realtà veneta. Per la rubrica dedicata ai presepi andiamo a Mestre con la natività della famiglia Brandolisio. Questo presepio quasi è fatto, come che vede, con tocchi di legno, rancurai un pochettino in giro e chiaramente statuine. È abbastanza povero come presepio, perché non ha casette, però ha un certo simbolismo di Piegore, che si inchina davanti alla mangiatoia di Gesù, che poi Gesù nella tradizione veneziana viene portato, messo dal papà a vigilia, a mezzanotte, a vigilia di Natale. Ricordo che 20:10 sarà dedicato insieme a Lucio Zanato alla trasmissione 40 anni che andrà in onda da domani sera su Antenna 3. È tutto, previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ancora maltempo sulle nostre regioni, con pioggia e anche con locali nevicate. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso e spesso coperto. Il tempo risulterà instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche miste a neve. Migliorerà decisamente entro la nottata. Temperature fredde in ulteriore calo, con minime tra -2 e 2 gradi. Massime comprese invece tra 1 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tempo spiccatamente instabile anche sulla nostra regione, con piogge sul Pordenonese e con locali nevicate fino in pianura sui restanti settori, specie a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Temperature minime intorno allo 0. Valori massimi compresi invece tra 1 e 2 gradi circa. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. La situazione sarà completamente differente sulla nostra regione. La grafica infatti ci mostra che sarà una giornata asciutta e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori e con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno allo 0.
valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.